Ennesima bravata a Venezia da parte dell'ennesimo turista che, vista l'alta temperatura odierna, tra trasgressione, goliardia e insensatezza, ha pensato bene di rinfrescarsi gettandosi in laguna e nuotando lungo il Canal Grande a Rialto. È accaduto poche ore fa intorno alle 16:30, quando questo turista francese si è gettato da Riva del Fero, letteralmente ai piedi del ponte di Rialto, lato municipio per intenderci, per raggiungere l'opposta riva del Vin. Una bravata in cui, come si vede dalle immagini inviateci da un nostro telespettatore, ha rischiato davvero molto per sé e per gli altri, visto che nemmeno a metà della sua nuotata un natante l'ha schivato davvero per pochissimo. Vedete? E la domanda che ci si pone arriva spontanea. E i controlli? Possibile che a quell'ora, ripetiamo, sono le 4 del pomeriggio, a Venezia, nella centralissima Rialto, non ce ne fossero? Detto questo, la nuotata termina allegramente, con le amiche, sempre francesi, che lo aspettano dalla riva opposta e al suo arrivo, messi i piedi a terra, se ne vanno beatamente tutti felici e contenti. Bon goût, ça va pour les cons, on a